Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Voi la Linea. Sono più di 270 le aziende che hanno aderito alla campagna di vaccinazione promossa da Confindustria Udine. Almeno 18.000 lavoratori hanno prenotato la dose che sarà inoculata quando sarà possibile all'interno dello stadio Friuli, grazie alla convenzione firmata dall'ente industriale con l'Udinese. Oggi è arrivato il ringraziamento del vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. Vicepresidente, iniziative di questo tipo aiutano a sgravare la sanità pubblica in un momento abbastanza complicato? Certamente sono importanti, perché tutte le forze che si mettono insieme in questa battaglia sono utili, preziose, e poi c'è da dire che oltre al grande risultato, come vediamo, di un'adesione importante, questo accordo è stato un accordo che ha aperto la strada anche alle altre organizzazioni datoriali, quindi è chiaro che questo aiuta la sanità pubblica ad accelerare quel processo di vaccinazione che è già in campo con numeri importanti. Ecco, lei ha parlato di adesione alta in questo caso, però in altre categorie l'adesione non è così alta, nelle categorie in particolare degli over 70. Allora, dobbiamo fare dei ragionamenti relativi. L'adesione in sé per sé, se guardiamo la storia dell'approccio al vaccino, è alta. Perché raggiungiamo un 70% dalla categoria da 70 anni in su, quindi è un dato comunque importante. Certo, il nostro obiettivo è quello di cercare di aumentarlo, perché più lo aumentiamo più mettiamo in sicurezza il sistema. In questo momento il flusso con Pfizer si è sostanzialmente regolamentato, per gli altri vaccini invece, per AstraZeneca e per Johnson & Johnson, ci sono novità? Diciamo, questo presenta quelle condizioni di incertezza nella programmazione, perché è chiaro che il vaccino ha due temi: ha la dimensione e il flusso, e poi ha le caratteristiche del vaccino, perché ci sono dei vaccini che hanno dei richiami a 21-28 giorni come Moderna e Pfizer, oppure ce l'hanno a 12 settimane con AstraZeneca. Ci sono dei vaccini che hanno una catena del freddo a oltre 70 gradi e altri invece che hanno qualche grado, quindi è una partita molto complessa. Noi guardiamo il totale, poi il totale va sezionato in tutte le dinamiche che devono essere osservate, quindi è chiaro che la riduzione o la non certezza sui flussi, oltre che sulle dimensioni, è chiaro che condiziona quell'obiettivo di target che ci viene indicato. Noi siamo pronti a raggiungerlo perché la nostra macchina organizzativa è pronta a farlo, però questo deve avere a che fare con delle scelte forti sull'utilizzo dei vaccini. Ultima cosa, terapie intensive e aree mediche sono finalmente sotto la soglia di rischio e il Friuli Venezia Giulia va verso la zona gialla. Tutti i dati ci danno questa indicazione di zona gialla, poi è un anno che non faccio previsioni ed è un anno, anzi ormai più di un anno, che non cerco di anticipare cose che poi devono venire dopo. Aspettiamo la valutazione del governo, le nostre indicazioni, i nostri dati ci dicono che possiamo ipotizzare la zona gialla e di conseguenza tutte le regole che sono definite all'interno del decreto che il governo, seppur con delle posizioni diverse dalle regioni, ha approvato. Presidente, questo è di fatto un atto di responsabilità di Confindustria verso la società. L'ennesimo, possiamo dirlo. Purtroppo abbiamo un problema, noi friulani, ma fondamentalmente noi persone del fare, che non ci preoccupiamo di raccontare tutto quello che viene fatto all'interno delle nostre aziende, perché per noi è scontato che la persona è al centro, che la sua famiglia è al centro, che la sua qualità di vita, l'ambiente, la comunità in cui vive è qualcosa di fondamentale. Però noi pensiamo che avere successo come azienda o comunque il restare sul mercato sia già sufficiente a spiegare che evidentemente si è competitivi, e per essere competitivi bisogna procedere in questo modo, ma non è così, non siamo bravi a dirlo. L'assessore e il vicepresidente Riccardi ha anche fatto il punto, ha fatto i complimenti per l'adesione molto alta delle aziende e dei lavoratori, un altro punto di merito. Sì, e consideri che ritengo sia un'adesione piuttosto bassa rispetto ai numeri che noi possiamo garantire. Perché? Perché ancora la gente non ci crede che verranno messi a disposizione i vaccini alle aziende. Io, come ho detto almeno 2 volte in conferenza stampa, non ho nessuna certezza, ma sono fiduciosa. Questo è l'ennesimo esempio di quanto fare coordinazione tra diversi enti e tra diverse realtà sia utile e importante.
Sì, voglio sottolineare come non è mai stato così semplice mettere insieme persone che fanno un lavoro totalmente diverso fra loro e che hanno obiettivi differenti. Oggi c'è un unico vero obiettivo, che è quello di vaccinare il più alto numero di persone possibile nel minor tempo ed è stato estremamente facile riuscire a trovare la solidarietà della Croce Rossa, degli infermieri, come avete sentito un'adesione incredibile, e gli altri non hanno aderito probabilmente perché le ore di operatività che devono garantire al Servizio Sanitario Nazionale non glielo permette. I medici del lavoro, tutto il sistema pubblico, perché da INSIEL anche al gruppo ASA, diciamo che è stato davvero semplice cogliere la disponibilità, è stato un po' più complicato mettere giù un piano operativo, perché non è il nostro mestiere, come hai detto, ma se si vuole si può fare qualsiasi cosa, questo ce lo dimostra. Ed ora andiamo a Fontanafredda, dove questa mattina alcuni gestori di palestre e piscine del Friuli Occidentale si sono riuniti per far sentire la propria voce. Le date stabilite dal governo per le riaperture non vanno giù agli operatori, già provati da mesi di chiusure. Sentiamo le loro parole. Una protesta oggi qui a Fontanafredda per palestre e piscine. Alla palestra Aschesi siamo con il titolare Mario Bolognesi, di nuovo per far sentire la vostra voce, prima del 1° giugno non riaprirete. Io ho invitato diversi colleghi anche di altre strutture, di altre palestre, a aprire in maniera pacifica, lasciare i locali aperti senza far entrare i clienti, ma giusto per dare un segnale di protesta, perché le palestre veramente non le considera nessuno. Neanche fossimo gli untori noi. In palestra contagi non ce ne sono mai stati, lo ripeto per l'ennesima volta, e non capisco questa assurda situazione di aprire a giugno. Appunto la data, ecco, contestate, speravate prima. Sì, decisamente prima pensavo di arrivare a maggio perché mi sembrava una cosa più intelligente, almeno i primi di maggio, almeno salvavo qualche mese della stagione. Qui parliamo di un anno di lavoro perso per me, perso per chi lavora per me, perso per i miei clienti. Quanti soldi sono andati in fumo in quest'anno praticamente? Personalmente parlo della mia struttura, siamo sull'ordine di 200.000 euro, perché a fronte di 6.800 che ci hanno dato il 18 novembre, io con quelli non faccio assolutamente niente. Ripeto, ringrazio ancora la proprietaria dello stabile che tuttora non mi sta chiedendo l'affitto. Se avessi dovuto pagare l'affitto a quest'ora era meglio fallire. È vero che ci sono palestre anche che stanno vendendo gli attrezzi? Sono palestre che vendono attrezzi e palestre che stanno vendendo proprio tutta la struttura, perché aprire, ripeto, a giugno non trovo la logica e il senso. Noi lavoriamo l'inverno per poi traghettare la fase estiva, quindi accumuliamo un po' di soldi per traghettare appunto l'estate e ci fanno aprire d'estate che alla fine la gente viene molto meno in palestra perché ovviamente si sposta all'esterno, va al mare, ha altre priorità. Noi come palestra abbiamo il diritto di lavorare, le persone hanno il diritto di stare in salute e confidiamo veramente dal 1° giugno di poter riaprire le porte della salute. Beh, ci è mancato di più il lavorare come prima, il poter avere il contatto con le persone. Non parlo di contatto fisico, proprio parlo di contatto nel poterci relazionare con loro, nel poter, tra virgolette, vendere il nostro benessere. Lo sport è sia benessere da un punto di vista fisico, però lo sport ti cambia tutta la biochimica che tu hai e quindi mettendo in circolo tutti quegli ormoni della felicità, le persone stanno meglio e stando meglio loro stiamo meglio anche noi. Con l'emanazione dell'ultimo decreto è prevista la riapertura dal 15 maggio degli impianti natatori all'aperto che però presenta delle complicanze dal punto di vista meteorologico in questo periodo, mentre invece per gli impianti al chiuso, quindi indoor, non c'è ancora una data di riapertura. Speriamo che ci sia un cambio di direzione o precisazione da parte del governo e che ci ripermetta la riapertura delle attività a partire dal 1° giugno come per le palestre. Gli incassi per voi sono praticamente a zero ormai da mesi? Sì, esatto.
attiva solo la parte agonistica, pertanto si tratta di un centinaio di atleti. Sul fronte dei dipendenti? Sul fronte dei dipendenti stiamo ricevendo pian pianino, ma comunque con ritardi, la cassa integrazione, mentre invece per tutta la parte dei collaboratori sportivi e quindi gli istruttori hanno ricevuto da poco l'indennizzo previsto da Sport e Salute, specificando che non ricevevano somme di denaro da dicembre 2020. Presentata questa mattina la nuova area di sgambamento nel quartiere Aurora a Udine, oltre alla zona verde per gli amici a quattro zampe, il sindaco Pietro Fontanini ha annunciato la prossima realizzazione del primo bosco urbano in Friuli Venezia Giulia, sempre in questa zona del capoluogo friulano, e sono stati presentati infine i terreni destinati a orto urbano in fase di ultimazione. Quelli che vedete alle nostre spalle sono i lavori per la realizzazione e la messa poi a disposizione della comunità degli orti urbani. Sì, sono 22 orti che stiamo realizzando, ancora circa 10 giorni di lavoro per mettere a disposizione questo spazio a favore dei cittadini che vivono in questa zona della città, siamo nella zona est, quartiere Aurora. È un modo di stare vicino alla natura, di passare anche qualche ora a contatto con la terra, perché coltivare l'orto, tra l'altro fa parte di tradizioni antiche del Friuli, è un comportamento, un hobby molto apprezzato, ci sono tante richieste e con queste disponibilità che il Comune mette a dimora, insomma, questi spazi a favore di questi orti, pensiamo di soddisfare tante domande, perché abbiamo lista d'attesa di persone che vogliono, insomma, fare questa esperienza dell'orto urbano. Siamo intervenuti in quest'area della città ripiantumando molte piante, pur facendo una pulizia radicale di zone che erano un po' lasciate in abbandono, e con questa anche realizzazione di questi orti che, ripeto, sono sempre a disposizione degli abitanti del quartiere. Quindi un doppio obiettivo, quello che viene raggiunto, riqualificare un'area e dare la disponibilità a chi ha il desiderio di coltivare il proprio orto anche proprio per un momento di relax. Con noi c'è anche il vice sindaco Loris Michelini. Sì, parliamo degli orti urbani che sono stati riqualificati in questo sistema. Poi abbiamo anche la zona che è riqualificata in maniera importante. Non dimentichiamoci che sono appena ultimate almeno 9 strade, 9 asfaltature di strade, che sono una cosa importante perché erano da 40 anni che non venivano fatte. In più c'è anche l'area sgambamento cani nuova che è stata fatta su richiesta di centinaia e centinaia di persone, e quindi adesso proprio abbiamo visto che è frequentata e anche ben organizzata. Manca ancora la fontanella che verrà fatta nelle prossime settimane e dopo sarà completata. Più ci sono le piste ciclabili che sono in corso ed è già completata una prima fase. Ecco, questa mattina proprio un sopralluogo per l'area di sgambamento cani, un'area importante perché ormai tantissime sono le famiglie che hanno un amico a quattro zampe in sicurezza, quindi anche per gli animali. Chiediamo al sindaco, quindi un bosco in città sostanzialmente che va a riqualificare ulteriormente quest'area. È un bosco a Udine come è già stato fatto a Parma, c'è una società del SNAM che si chiama Arbolia, che realizza questi boschi gratuitamente, non chiede niente all'amministrazione pubblica, chiede solo la disponibilità del terreno. Per 2 anni farà la manutenzione di questi boschi, la piantumazione quindi a carico di questa società privata che troverà degli sponsor. Noi abbiamo già fatto un accordo di programma con loro e quindi tra breve partiranno in pratica la ricerca di coloro che vogliono sponsorizzare questa iniziativa e verrà realizzato questo bosco che è di grandi dimensioni, perché non è solo la zona del Cassina Mauroner, ma anche qui a nord ci sono altri terreni di nostra proprietà che verranno interessati in pratica da questo bosco. Sono polmoni verde importanti per migliorare la qualità dell'aria e vanno incontro a quelle che sono le direttive dell'Unione Europea che chiede sempre più zone ambientalmente valide per contribuire a migliorare la qualità dell'aria che purtroppo, soprattutto
nelle città ha qualche problema, quindi i boschi riescono a diventare dei polmoni verdi per migliorare la qualità dell'aria. Quindi viabilità in sicurezza, piste ciclabili, aree verdi, aree sgambamento per i cani e quindi in arrivo anche un bosco urbano per questa zona di Udine. Piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroveremo nuovamente in diretta da Voi la Linea tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea, continuiamo a parlare di verde con un progetto avviato all'Istituto Gervasutta di Udine. Negli spazi esterni della struttura sono stati allestiti speciali contenitori per la coltivazione delle piantine da orto ed erbe officinali da parte di persone in carrozzina o con limitazioni nella deambulazione. Presentato al Gervasutta di Udine un innovativo progetto per coltivare l'orto anche per chi è in condizioni particolari. Dottoressa Peloso, in cosa consiste questo innovativo progetto? Allora, questo è un progetto di orto accessibile, quindi senza barriere architettoniche, che permette appunto di svolgere l'attività che noi intendiamo essere un'attività riabilitativa, appunto a persone che hanno problemi di mobilità. Quindi i contenitori sono appunto ergonomici per permettere alle persone appunto di accedere alla terra anche se non hanno la possibilità di muoversi. Allora, noi lo inseriamo come un'attività riabilitativa perché appunto lavoriamo sulla mobilità, ma lavoriamo anche sulla componente cognitiva, quindi, e sulla componente diciamo di relazione e di emozione, quindi coglie tutti gli aspetti che per noi sono importanti per la riabilitazione dei nostri pazienti e quindi si inserisce come attività riabilitativa nei progetti riabilitativi dei pazienti che accogliamo nel nostro istituto. Dottor Luca Lattuada, un ulteriore passo verso una cura, diciamo così, naturale anche se vogliamo. Sì, noi cerchiamo di aggiungere continuamente nuove opportunità e nuove possibilità di riabilitazione, perché non dobbiamo intenderlo solo come un approccio medico, ma l'attività, noi abbiamo al Gervasutta la piscina, adesso viene bel tempo, quindi stiamo più all'aperto e quindi l'orto che è arrivato un po' in ritardo rispetto ai nostri programmi, ma purtroppo con la pandemia abbiamo dovuto rallentare il programma di almeno un anno. Adesso noi partiamo immediatamente, abbiamo già tutto pronto per questa attività. Benissimo, quindi si parte subito, abbiamo visto diverse piantine, si può raggiungere, insomma ci sarà il supporto naturalmente di un addetto, di una persona che sarà a fianco alla persona che fa riabilitazione in questo senso. Allora, noi abbiamo i terapisti occupazionali che sono delle figure professionali che fanno parte delle professioni sanitarie e riabilitative che appunto si occupano di poi tradurre quelle che sono le capacità motorie del paziente in abilità che possono avere a che fare, che hanno a che fare poi con la vita di tutti i giorni, con la vita quotidiana e anche con il dopo, quando il paziente arriverà a casa. Quindi è un'attività che sicuramente potranno continuare, per alcuni di loro sarà un'attività oltre che riabilitativa svolta all'interno del nostro istituto, ma anche una possibilità per quando vengono dimessi. Quindi noi abbiamo i terapisti occupazionali che si occuperanno di questo, i pazienti saranno accompagnati nello svolgimento di questa attività e avremo anche delle figure esterne che ci daranno una mano per appunto le attività di coltivazione delle piante e della cura dell'orto anche quando le attività non si possono svolgere per problemi diciamo, nei quali non vengono individuate questi obiettivi. E allora benvenuto a questo nuovo orto al Gervasutta. E qui da Udine è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie alla nostra Paola Treppo. Esattamente 50 anni fa, il 23 aprile 1971, in seguito a una rivolta popolare, il Consiglio Comunale di Erto, riunitosi nel prato all'esterno del municipio, deliberò la scissione tra i comuni di Erto e quello che sarebbe diventato il comune di Vajont. Dopo il disastro del 1963, la comunità si spaccò tra chi voleva restare e chi preferì andarsene. Solo dopo anni le popolazioni si sono riconciliate. Siamo qua a distanza di 50 anni davanti a questo edificio che fu per 8 anni, dal 1963 al 1971, la sede provvisoria del comune di Erto e Casso. Siamo qui proprio perché 50 anni fa, esattamente 50 anni fa, il 23 aprile del 1971, proprio qua davanti a questo edificio, il Consiglio Comunale di Erto e Casso si riunì in forma straordinaria all'esterno, nel prato, e deliberò che in seguito a una rivolta popolare di tutti i cittadini che volevano rimanere a Erto a Monte, deliberò la scissione di 2 comuni, il comune di Erto a Monte, che rimaneva con il proprio nome, comune di Erto e Casso, e il futuro comune ricostruito sul luogo del Giulio, il comune di Maniago, che si sarebbe chiamato Vajont. A guidare quella rivolta, perché fu proprio una rivolta, c'era l'allora capogruppo di minoranza del Consiglio Comunale, Italo Filippini. Da 2 anni noi consiglieri di minoranza provavamo di lottare per tornare a Erto, ma avevamo tutti contro. Il Consiglio Comunale e la maggioranza che voleva trasferire tutta la popolazione di Erto a Vajont. Avevamo contro le autorità regionali perché avevano deciso che Erto non dovesse essere più abitato. Ricordo che costruirono sul passo Sant'Osvaldo il muro della vergogna, che poi abbiamo capito che anziché farlo per la sicurezza di Cimolais, fu fatto per controllare che la popolazione non tornasse nel territorio di Erto. Ci fu una specie di referendum popolare. La maggioranza della popolazione decise di andare a Vajont perché promettevano posti di lavoro a tutti, fabbriche sul territorio di Vajont che poi furono fatte sul territorio di Maniago, e promettevano che anche se l'amministrazione era portata a Vajont rimanevano tutti con le loro proprietà a Erto. Volevano fare un'isola amministrativa. E noi non potevamo accettare, quelli che avevano deciso di tornare a Erto, che questo avvenisse. E dopo 2 anni di proteste e di petizioni popolari, le nostre azioni democratiche non portavano a nessuna decisione e gradualmente tutta la popolazione veniva trasferita a Vajont, decidemmo di fare una manifestazione violenta. Di notte venimmo qua, le donne più determinate degli uomini, e allestimmo il blocco del municipio che era situato in quella villa là. I politici regionali e anche statali presero atto della situazione di questo blocco, di questa protesta, e sottoscrissero un documento importante. Praticamente la regione, avvalendosi delle sue facoltà di regione autonoma, decise la creazione ex novo del comune di Vajont. Volevo soltanto aggiungere che le nostre 2 comunità a seguito si sono riunite, si sono riappacificate, perché il comune di Erto e il comune di Vajont la gente ha un legame di sangue, un legame alle origini, alle stesse origini. Ha aperto a Casarsa il 150° punto vendita Despar in Friuli Venezia Giulia, un investimento importante nell'anno del Covid che consente di riqualificare un'area della città. Realizzato con attenzione alla sostenibilità e al consumo energetico, offre alla clientela non solo prodotti locali di qualità ma anche nuovi servizi come una scuola di cucina. Il traguardo è di quelli importanti. Con l'apertura dell'Eurospar di Casarsa della Delizia, Despar raggiunge i 150 punti vendita in Friuli Venezia Giulia, offrendo così un servizio capillare alla regione. Un investimento importante soprattutto perché effettuato durante l'anno del coronavirus. La pandemia ha cambiato completamente le abitudini
i flussi dei nostri clienti, le esigenze dei nostri clienti, e devo dire che nonostante tutte queste nuove esigenze siamo riusciti a continuare a crescere, a continuare a sviluppare. Il programma di sviluppo continua a crescere perché riteniamo che ci sia la possibilità di fare ancora molto. Oggi il consumatore ha bisogno veramente di essere coccolato più di prima e forse come lo era molti anni fa quando si aveva la bottega sotto casa, e noi siamo un po' la bottega sotto casa. Un'apertura, quella di Casarsa, molto attesa dai residenti e che consente di riqualificare un'area del comune. Investire non è mai facile e soprattutto è difficile farlo in questo momento, però è necessario per andare avanti. La posizione è strategica, siamo sulla Pontebana, un punto in cui passano dai 15.000 ai 20.000 auto, camion al giorno. È un'area che ha bisogno di essere riqualificata. Speriamo che proprio questo investimento possa essere la miccia per intraprendere poi nuovi investimenti. A investire è stato Andrea Petris, che ha voluto puntare sul territorio e dare un servizio in più alla clientela. Sono orgogliosamente la terza generazione della mia famiglia che fa questo mestiere. Hanno cominciato i miei nonni negli anni 60, mio padre negli anni 80. Io ho aperto la mia azienda nel 2005, questo è il quarto punto vendita che inauguriamo. In questo negozio abbiamo la peculiarità di aver voluto tantissimi produttori locali, i nostri partner, tantissime piccole aziende friulane, ma soprattutto siamo il primo negozio in Italia oggi ad avere all'interno del supermercato una vera e propria scuola di cucina, fatta in collaborazione con l'associazione Cuochi FVG, che verranno 2 volte al giorno a fare 2 corsi di cucina a dei prezzi veramente modici e daranno modo ai nostri clienti di poter cucinare a casa come si fa al ristorante. Un aspetto, quello dei prodotti locali della filiera corta, che rende l'investimento doppiamente importante. L'apertura di un punto vendita è importante, però l'apertura di un punto vendita che fa delle attività volte a valorizzare quelle che sono le economie locali è doppiamente importante. Le economie in campo dei prodotti agroalimentari riescono a esprimere il loro valore aggiunto nel momento in cui sono ricondotte a quei concetti di filiera corta che sempre più sono richiesti poi dagli stessi consumatori. E per un tessuto economico come quello del sistema agroalimentare della nostra regione è indispensabile poter contare anche su dei punti di distribuzione che capiscano quanto è necessario valorizzare le produzioni locali. Tra i punti di forza del nuovo Eurospar ci sono anche la sostenibilità e il risparmio energetico. La superficie totale sono 1500 metri quadri, di cui 1000 di vendita. L'edificio è stato fatto con gli ultimi criteri e innovazioni di contenimento energetico che vanno dalla struttura stessa in prefabbricato, estremamente coibentato, con delle vetrate ad alta efficienza termica. Tutto questo con un fotovoltaico importante che rende quasi autonomo lo stesso supermercato. Siamo in chiusura, prossimo appuntamento con l'informazione in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.